questo numero Portogruaro ritrova Vittoria e Morale. In prima categoria Fossaltese rassegnata, testa ormai al futuro. Giussaghese, settimana trionfale, i gialloblu dopo il colpo a Pramaggiore. 9 portoguaresi in rappresentativa femminile under 23. Nel basket in C Gold, Caorle espugna Monfalcone aspettando San Vendemiano. Portogruaro scommette sulla vittoria con Azzano. Pallavolo Concordia pronta alla ripresa. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Kiros e produzioni e abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Kiros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Campionati ripresi, come tradizione vuole, la prima giornata dopo la sosta non manca mai di regalare sorprese ad effetto. Anche in questa occasione l'eccezione ha confermato la regola, facendo registrare in ogni campionato qualche risultato del tutto inatteso. Ad esempio, in eccellenza ha fatto notizia la sconfitta del Careni Pievigina sul campo dell'Union QDP. Trevigiani adesso scavalcati in terza posizione dal Sandonà, passato con autorità sul campo del Vittorio Veneto. I sandonatesi in tal modo restano in scia della capolista piovese dell'Istrana, guardando al prossimo turno con estremo interesse, visto che i primi della classe dovranno affrontare il Lia Piave di mister Mauro Tossani, che ha ripreso alla grande, tornando in corsa nuovamente per i play-off, distanti adesso solamente 2 lunghezze, in virtù della sonora cinquina rifilata a San Giorgio Sedico, formazione per la quale è stato complicato continuare ad allenarsi regolarmente, viste le copiose nevicate del periodo cadute sul Bellunese. In promozione sorprese a Bazzola, battuta nettamente a domicilio dal pericolante Caerano, e a Noventa di Piave, dove i neroverdi hanno confermato di essere avversario ostico sul proprio campo, liquidando il Conegliano. Risultato inatteso anche a Silea, dove l'Union Sila ha imposto il pareggio al Caore La Salute. I litoranei, che sembravano in chiusura d'anno aver intrapreso la strada della risalita, hanno dunque subito gettato al vento punti importanti nella loro rincorsa verso le posizioni più nobili della classifica. Il Portogruaro invece è ritornato alla vittoria con la Milanese, che sul rettangolo di gioco del Mecchia ha visto interrompersi la serie positiva di 4 vittorie consecutive. 3 punti d'oro per la truppa di mister Gava, scesa in campo notevolmente rimaneggiata e attesa adesso da un'altrettanto delicata sfida con il Vedelago, che in caso di vittoria potrebbe aprire le porte davvero ad un altro tipo di stagione. Sì, è una vittoria che fa morale per i miei ragazzi, sono contento soprattutto per loro, che speriamo che sia un'iniezione di fiducia e che ci porti a essere un po' più sereni nel giocare nelle prossime partite, anche se abbiamo fatto un grandissimo risultato contro una buona squadra, però dobbiamo ancora limare ancora tanto sotto l'aspetto del gioco, perché sbagliamo giocate semplici, sbagliamo ripartenze facili e secondo me c'è ancora da lavorare, però penso che siamo sulla strada giusta. Sì, una vittoria che è arrivata anche nonostante 2 assenze importanti, no, dei Rossi Mazzarello. Ma io ho sempre creduto nel gruppo da quando ho iniziato a allenare, non piango quando le cose vanno male, non sorrido quando le cose vanno bene, sono abbastanza obiettivo e so soprattutto che solo attraverso il gruppo si riesce a fare risultati, non vince il singolo, però vince la squadra. Il gruppo è sempre stato sano, era importante metterlo sul rettangolino di gioco, che nei mesi scorsi non abbiamo fatto delle buone partite, dopo delle altre partite meno buone, ho dovuto lavorare soprattutto sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto mentale e sotto l'aspetto fisico, che è quello più importante. Abbiamo lavorato bene con il nostro preparatore atletico, che è un collaboratore molto bravo, e speriamo di raccogliere qualche frutto da adesso in avanti. La prossima giornata contro il Vedelago e poi ci sarà un trittico da paura con 3 corazzate. È una partita difficile anche contro il Vedelago, secondo me dobbiamo cercare di essere attenti, perché non è nessuna partita facile, è una diretta concorrente, perché se per caso le cose non vanno per il verso giusto ci si può tornare dentro nel baratro, sulla zona calda della classifica. Invece se facciamo un risultato positivo, secondo il mio punto di vista, possiamo guardare il critico di partite in avanti con più serenità.
Mister, dopo una lunga sequenza di vittorie è arrivata una sconfitta alla ripresa del campionato. Sì, una sconfitta che ci può anche stare in casa del Portogruaro in termini di risultato. Il campo probabilmente ha detto che era una partita da pareggio, in realtà, perché occasioni sono state poche da entrambe le parti. Abbiamo preso gol su una situazione di palla sporca in area che potevamo gestire un pochino meglio, abbiamo preso una traversa. Credo che nel complesso come sviluppi abbiamo fatto un pochino meglio noi come trame di gioco, anche se non siamo stati molto pungenti davanti, anche perché abbiamo avuto delle defezioni, avevamo insomma 5 giocatori che mancavano, ma al di là di quello quelli che hanno giocato hanno dato il loro apporto, solo che avevano caratteristiche diverse e col tipo di modulo che giochiamo noi con le due punte vicino mancava un po' di presenza fisica e questo un pochino si è visto, però insomma i ragazzi hanno dato tutto. Siamo soddisfatti, solo che il risultato è un pochino bugiardo, però insomma dai, va bene che è così, dai. Classifica che si è ancora più accorciata. Quello è un problema, nel senso che comunque adesso sai c'è un po' di entusiasmo perché magari ti trovi quinto o sesto in classifica o comunque eri quinto o sesto, però la realtà è che comunque ti devi sempre guardare un pochino alle spalle, perché insomma se perdi 2 o 3 partite nessuno vuole retrocedere, il girone di ritorno sappiamo benissimo che ogni partita è giocata alla morte, quindi i punti contano di più rispetto all'andata. Vedremo, insomma, comunque noi andiamo avanti con la nostra filosofia, che è quella di cercare di giocare. Dopo, insomma, questo è il nostro, non possiamo fare in altro modo perché abbiamo gente tecnica, giovane, che corre, quindi questo è il nostro modo di interpretare il calcio. Poi, insomma, oggi non ha pagato, però pazienza, dai. In prima categoria la Iulia Sagittaria si conferma squadra schiacciasassi grazie al successo ottenuto a Treporti in piena zona Cesarini. 3 punti che avvicinano ulteriormente i concordiesi al traguardo finale, ma che hanno dato anche l'esatta dimensione di quanto ci sarà da lottare anche in questo girone di ritorno, dove nessuno regalerà niente. Alle spalle dei neroazzurri il Fossalta Piave si è imposto nello scontro diretto con lo Zero Branco, di fatto lanciando un chiaro segnale in ottica playoff. Continuando di questo passo, gli arancioni potrebbero anche evitare di disputarli, avendo nelle corde la possibilità di scavare quel solco superiore ai 7 punti che neutralizzerebbe la coda di fine stagione. Per il Bibbione continua invece il digiuno in fatto di vittorie. I biancoazzurri di mister Billy Pittana, domenica assente per motivi di lavoro, sono caduti sul proprio campo davanti all'unico tiro del Casale. Diverse le occasioni per radizzare la sfida, ma la porta trevigiana si è dimostrata stregata. La ripresa è stata dolorosa anche per il Ponte Crepaldo, caduto in casa nel delicato scontro diretto con il Paese, frutto di una prestazione piuttosto scialba. La classifica rimane corta, le possibilità di risalita restano intatte, ma per evitare i play-out sarà fondamentale un repentino cambio di passo. La Fossaltese invece ha definitivamente alzato bandiera bianca, il 6-0 di stampo tennistico subito in casa del Postioma spegne di fatto le residue speranze di salvezza alimentate da un paio di risultati positivi in chiusura di girone di andata. In casa biancoverde diventa adesso fondamentale incominciare a costruire già per la prossima stagione, ragionare su un progetto di risalita che non sarà facile e immediato. La speranza è l'ultima a morire. È chiaro che noi dobbiamo mettere delle basi solide con i nostri ragazzi per questa stagione, trovare confidenza con avversari di una certa quantità e quindi vedere poi in prospettiva nell'anno prossimo vedere di fare un campionato importante. Se poi arriva una salvezza inaspettata è chiaro che avremo l'opportunità di lavorare con il mercato già dall'inizio, dove quest'anno tra un disagio e l'altro siamo partiti veramente molto tardi con molti giocatori o potenziali giocatori già casati. Ecco, c'è un qualcosa che non rifaresti per quanto riguarda quest'anno? Sì, è chiaro che se ci fosse stata l'opportunità di fare un mercato fin dall'inizio sarebbe stato molto più semplice. Siamo partiti molto tardi e purtroppo molti giocatori sappiamo che già a termine dell'anno precedente prendono degli accordi, solitamente fai fatica a scostare un giocatore che ha dato una mezza parola a qualcuno, e quindi noi, perlomeno io, abbiamo cercato di dare il massimo e trovare il massimo che potesse aiutare questa società. Un rammarico c'è, nella difesa avremmo dovuto imporsi un po' di più a trovare qualcuno di spessore per dare una mano, anche se sapevamo che non sarebbe stato molto facile.
Ecco, quindi allora lo hai già anticipato, ormai si lavora per il futuro. Il futuro, ovviamente, avete già un'idea di che cosa potrà essere e dovrà innanzitutto contemplare il ritorno un po' dei tanti giocatori che avete in giro qua nel Veneto orientale. Sì, abbiamo la fortuna di avere molti ragazzi che militano in società qui vicino, stanno crescendo a livello qualitativo, a livello di personalità, cresceranno anche i nostri che abbiamo qui e quindi poi sarà da dare solo un supporto con dei giocatori di più esperienza per fare in modo di, nelle difficoltà della partita, essere pronti a superarle grazie alle capacità che hanno, insomma. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Anche in seconda categoria non sono mancati i botti d'inizio. Dopo 14 vittorie consecutive e un pareggio conseguito proprio nell'ultima giornata del girone d'andata, è caduto il Permaggiore sul proprio campo con la giussaghese dell'ex tecnico Paolo Davì. 3 punti che fanno notizia, ma soprattutto classifica per i giallo-blu portoguaresi, adesso proiettati ben fuori dalla zona play-out. Ma diciamo che noi abbiamo fatto una partita, possiamo chiamarla molto gagliarda, ecco, mettiamola così, questo aggettivo secondo me è l'aggettivo giusto. Ci siamo organizzati bene per riuscire a limitarli e poi abbiamo impostato una partita di contropiede e diciamo che i contropiedi che abbiamo realizzato sono stati molto efficaci. Sicuramente il Permaggiore è una squadra, veramente una bella squadra, gioca anche bene, quindi non avranno difficoltà per vincere il campionato. Questo non è che lo voglio gufare assolutamente, ma è la realtà. Sicuramente sono una squadra che hanno una superiorità abbastanza netta nei confronti di tutte noi altre squadre, insomma. Solo che i ragazzi domenica non è che abbiamo giocato contro Permaggiore e quindi abbiamo raddoppiato le forze. No, noi stiamo ragionando che adesso come adesso, se ormai sono un paio di mesi che tutti i punti sono importanti dal primo all'ultimo, giochiamo con la prima o con quella metà classifica che ha i punti con noi, per noi è uguale, cerchiamo di giocarci le nostre carte fino all'ultima, ecco, senza aver lasciato niente di intentato. Domenica ci è andata bene, abbiamo trovato magari forse un Permaggiore un po' più appannato e noi abbastanza pimpanti, e quindi diciamo che abbiamo portato a casa un risultato nel compenso meritato, perché alla fine loro hanno avuto la possibilità di pareggiare, però avendola sprecata noi poi abbiamo chiuso la partita con un contropiede a una manciata di minuti alla fine. 3 punti dunque in ottica salvezza che potrebbero essere veramente pesanti. Sì, sono pesanti, partendo dal presupposto che credo che pochi faranno punti col Permaggiore, perché è molto difficile. È logico che naturalmente assolutamente non ho dimenticato di ricordare che abbiamo avuto anche della fortuna, non è che abbiamo vinto in una maniera cristallina, nel senso che siamo stati superiori al Permaggiore. No, siamo riusciti a mantenere bene il campo e poi sfruttare le nostre armi, e ci è andata dritta un paio di situazioni in cui magari potevano pareggiare, e quindi per noi questi 3 punti, visto che pochi li faranno col Permaggiore, sono 3 punti in più. Ecco, quindi una classifica che sta volgendo decisamente al bello. 20 punti, ne mancano diciamo almeno 15 per raggiungere la matematica permanenza in categoria, però insomma è già un bel vedere rispetto magari a qualche mese fa. Ma diciamo dopo 5 partite avevamo 0 punti, sicuramente adesso ragioniamo in un'altra maniera, ma i 0 punti c'erano dei motivi per cui avevamo 0 punti, non era tutto così.
casuale, avevamo 0 punti perché avevamo carichi di preparazione, avevamo fatto un lavoro abbastanza intenso, dovevamo organizzarci, domenica abbiamo schierato 2,98, 2,97, 2,96, cioè non dobbiamo dimenticare queste cose qui, abbiamo una squadra giovane, dopo naturalmente abbiamo dei giocatori esperti tipo Massimo Drigo che domenica a 40 anni ha fatto la differenza correndo per un'ora e qualcosa a ritmi altissimi, quindi naturalmente adesso vediamo le cose in un'ottica migliore, però nonostante questo ci mancano talmente tanti punti, mancano talmente tante partite alla fine che non possiamo certo rilassarci oppure ragionare sul fatto che abbiamo raggiunto un qualcosa, dobbiamo ancora far tutto, quindi sicuramente siamo in condizioni mentali migliori di come eravamo il primo mese. Per i primi della classe invece si tratta di una brusca frenata a cavallo della sosta, avendo lasciato sul campo ben 5 punti. Ne hanno approfittato il San Stino che, regolando di misura il sindacale, ha ridotto il divario a 8 lunghezze, ed il Musile che ha inflitto al Telio Veneto l'ennesima sconfitta della gestione Marzio, che complica sempre più la stagione dei Granata, ormai finiti nel pieno dei play-out. Guardando sempre alla coda, buon punto del Gruaro con l'Anonese, ma il vero colpo lo ha messo a segno il Gainiga espugnando l'Ugugnana. Un successo valso il sorpasso in classifica che lascia i portoguaresi al terzultimo posto, interrompendone il cammino di risalita. In terza categoria il campionato ha lasciato ancora spazio al Trofeo Veneto Orientale. Si sono disputati i quarti di finale, sfide piuttosto combattute, finite quasi tutte ai calci di rigore. Accedono alle semifinali Evolution Team, Toro di Mosto, Lido Jesolo e Vigor. Le gare suddette si disputeranno domenica prossima 14 gennaio ad eliminazione diretta con inizio alle ore 14:30. Il titolo d'inverno al termine del girone d'andata del campionato di Serie D femminile per il Portoguaro si traduce anche nella convocazione in massa delle atlete nella rappresentativa veneta Under 23 che parteciperà al prossimo torneo delle regioni in programma durante il periodo pasquale in Abruzzo. Il CT Maurizio Semenzato ha chiamato per uno stage ben 9 calciatrici Granata. Si tratta di Serena Battiston, Morgan Bravin, Elena Comacchio, Sara Ferretti, Aurora Finotto, Giorgia Furlanis, Albule Nagashi, Giulia Pavan e Marta Zoia. E questa è un'ulteriore testimonianza dell'attenzione che i vertici federali hanno per il lavoro svolto dal club del Lemene, diventato ormai un polo di riferimento per il calcio in rosa del nord-est. Fa piacere insomma avere 9 ragazze che andranno a rappresentativa, fa molto piacere, si sta a significare insomma il lavoro che è stato fatto in questi 6 mesi. Comunque un bravo anche sicuramente le ragazze che si sono impegnate fino adesso e sicuramente lo meritano questa convocazione rappresentativa. Adesso stiamo ripartendo per essere pronti per l'inizio del ritorno. Cercheremo anche di recuperare anche gli ultimi acciacchi e adesso abbiamo anche queste ragazze qua che sono rappresentative, speriamo che fanno bene per essere subito pronti insomma, per iniziare subito il campionato. Ecco, voi adesso avete ancora un paio di settimane di pausa, il 20 dovrebbe esserci un amichevole con l'Udinese femminile. Sì, abbiamo questa amichevole perché giustamente insomma forse anche 2 amichevoli stiamo vedendo, il 20 abbiamo questa amichevole con l'Udinese al Mecchia e poi per riprendere anche la Coppa che è il 4 febbraio per poi riprendere anche il campionato. Sicuramente il ritorno non sarà sicuramente facile perché ripetere le prestazioni che abbiamo fatto l'andata sarà molto dura perché comunque vedo anche le squadre si sono ben attrezzate, ci conoscono, quindi ci affronteranno anche in maniera sicuramente diversa e quindi non sarà sicuramente facile, bisogna ancora migliorare anche in fase a livello tattico e comunque sarà dura perché comunque abbiamo visto che comunque il Futuro Giovani non perde colpi, è lì sempre alle coste prima con noi, quindi sarà sicuramente dura. Bisogna lavorare, dobbiamo lavorare fino in fondo e ogni partita sarà come una finale per far sì che di cercare di raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti dall'inizio. Intanto pensiamo a preparare questo ultimo appuntamento con la Coppa, diciamo che siete ancora in grado di passare il turno, però bisognerà che si verifichino una serie di risultati concomitanti.
Sì, la Coppa, comunque il futuro giorno deve incontrare il Villorba, quindi non è niente ancora da dire. Noi comunque dobbiamo giocare, dobbiamo fare la nostra partita e poi il tempo dirà la sua, insomma, se abbiamo meritato, se meritiamo di passare, bene, se no continuiamo sul campionato. Ancora una volta il Palasport di Bibbione è stato teatro del torneo indoor di Natale riservato alle categorie pulcini e primi calci. Il 18° Memorial Bruno Titonelli e Sabina Normanni e la terza edizione del Francesco Moretto hanno visto affrontarsi alcune delle migliori scuole calcio a cavallo del confine veneto-friulano. 16 le squadre della categoria pulcini suddivise in 4 gironi, 12 in quelle dei primi calci per un totale di circa 300 calciatori in erba impegnati in quella che è stata prima di tutto una vera e propria festa dello sport. Sì, allora intanto volevo ringraziare pubblicamente tutti i miei collaboratori perché hanno fatto un lavoro eccezionale, perché non è facile chiedere ai collaboratori di passare le feste di Natale dentro in palestra per fare un bellissimo torneo e che ci rende anche orgogliosi, perché anche quest'anno circa 300 ragazzi hanno giocato qui e sinceramente non è una cosa semplice da organizzare. Ed è stato bellissimo vedere soprattutto i bambini giocare. Questo è lo spirito che il Bibbione porta avanti nell'insegna di tre persone importanti come erano Bruno Titonelli e Sabina Normanni e Francesco Moretto, ragazzi giovani che ci hanno lasciato troppo presto. Ecco, bellissimo vedere un po' anche la cornice che ci sta attorno, quindi tanto pubblico convenuto qui sugli spalti del Palasport. Sì, diciamo che oggi fortunatamente era anche una giornata di festa, perché 6 gennaio è festa e quindi abbiamo riempito il palazzetto e anche questo è un motivo d'orgoglio, anche perché non dimentichiamo, poi c'erano le casette di Natale quest'anno a Bibbione, c'erano degli eventi e ho visto molte squadre, molti genitori andare comunque verso le casette di Natale, verso la pista di ghiaccio, quindi fa tutto parte di far vivere Bibbione anche d'inverno, quello che noi anche come SD Bibbione cerchiamo di fare. Questi ragazzini si sono divertiti alla morte, possiamo dire, no? Sì, il bello di questo torneo è proprio questo, cioè vedere questi ragazzi che hanno una voglia matta di giocare a calcio, sempre nell'insegna della sportività, ma questo dipende sempre molto e dagli allenatori e dai genitori, perché l'insegnamento deve venire sempre da noi. Io qui ho visto sempre comunque un grandissimo fair play e di questo ne sono orgoglioso e quindi cercheremo di continuare sempre su questa strada. Ecco, questo è lo sport che deve essere visto anche dai bambini, perché troppe volte forse noi abbiamo degli esempi non propriamente positivi a livello mediatico e invece le cose dovrebbero vedersi su questi campi per capire cos'è il calcio e che cosa serve il calcio. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Sono regolarmente iniziati anche i campionati di basket in Serie C Gold, tutto secondo copione con la Rucker che ha regolato Maestri inanellando così l'ennesimo successo consecutivo. Oderzo ha vinto con Arzignano ed è l'unica squadra a tenere in qualche modo testa a questo rullo compressore che può essere considerato già con un piede in Serie B. L'unica sorpresa è la vittoria di Cavali a Monfalcone. I ragazzi di Coach Ostan hanno prevalso all'ultimo tiro vincendo così anche il loro mal di trasferta. 2 punti importanti proprio alla vigilia della sfida con i primi della classe che giunge all'ultima giornata del girone di andata. Era importante perché era uno scontro diretto, perché Monfalcone merita la posizione che ha e per noi era importante perché sapevamo di essere senza Buscaino, che è il nostro leader e il nostro veterano, per cui i ragazzi hanno risposto veramente alla grande in tutti e tre gli aspetti della partita. Ultima partita dell'andata, ospitate San Vendembiano. Sì, loro sono completi, ben allenati, forti, individualmente forti e fisicamente tosti, per cui noi
chiaramente come tutti ci proveremo, perché niente deve essere facile per loro, soprattutto per il mio caro amico Marco Mian. E cercheremo, spero che sia una bella partita, sarebbe bello che fosse una partita che si risolve come stasera all'ultimo tiro, indipendentemente dal loro percorso netto, la nostra sorpresa, la nostra vittoria. Nel girone Flebus della Serie D continua a suon di vittorie l'egemonia di Sistema Pordenone e Sacile, passate rispettivamente con Casassa e San Vito. La sorpresa è tutta nella vittoria dell'Azzano, che si è imposta sugli udinesi del Geatti. 6 punti in classifica adesso per gli azzanesi di coach Danilo Mauro, che in settimana hanno ufficializzato il prestito dell'ala Alex Mulato dal Sacile. Tanto entusiasmo in casa bianco-blu alla vigilia della trasferta di Portogruaro, dove i giovani Granata, che domenica hanno usufruito del turno di riposo previsto dal calendario, intendono vendere cara la pelle per provare a cancellare quello scomodo 0 dalla classifica. Sì, certo, noi comunque non arriviamo alla partita timorosi, noi arriviamo alla partita con l'idea che queste sono delle partite che possiamo vincere, al di là del fatto che loro abbiano fatto 2 punti contro Geatti domenica o che stiano in un periodo di gloria, diciamo. Noi dobbiamo arrivare là con l'idea a Porto, in palazzetto, siamo in casa nostra, la prima dell'anno e dobbiamo assolutamente vincerla. Se poi non arriverà una vittoria sarà una partita comunque giocata in maniera aggressiva, difendendo e tutto, saremo comunque abbastanza contenti e poi ci prepariamo per il girone di ritorno. Infatti diciamo che dovete un pochino limare quelle che sono state le mancanze delle precedenti partite contro squadre di questo livello. Sì, noi le precedenti partite siamo arrivati sempre lì e poi alla fine con 2 particolari l'abbiamo persa. Questa volta dobbiamo cercare di arrivare lì e magari questi 2 particolari farli giusti per poi appunto magari portare a casa 2 punti importanti per la classifica e per anche il continuo del campionato, anche in post-season. Ecco, per quanto vi riguarda, state vedendo da voi stessi dei segnali di crescita dall'inizio della stagione? Sì, indubbiamente siamo molto più coesi, molto più gruppo, anche in attacco cominciamo a fare quello che il coach ci dice, ci manca un po' indubbiamente la difesa, l'aggressività e la precisione e il fatto di parlare e aiutarci in difesa. Per il resto abbiamo fatto molti passi in avanti rispetto a settembre-ottobre quando è iniziato il campionato. Il campionato di promozione invece è incominciato a singhiozzo, vedendo il posticipo al 24 gennaio proprio della sfida più attesa tra le 2 prime della classe, Spili Basket e Fossaltese. Giornata dunque senza Pepe, la prima del nuovo anno ha sorriso al BBO Annone Veneto passato sul Fontana Fredda, che resta sul fondo della classifica. Male invece il baloncesto sul proprio parquet con il Cordenons, la maggiore esperienza di padroni di casa non è servita al cospetto della freschezza atletica dei giovani pordenonesi. Baloncesto solamente sul finire del terzo parziale ha dato l'impressione di poter rientrare in partita con una serie di triple che hanno ridotto il passivo sotto i 10 punti, salvo poi arrendersi nell'ultimo quarto quando i verdi hanno difeso in modo più aggressivo ed il quintetto locale è andato in affanno, vedendo venir meno la percentuale di realizzazione. Lo score finale dice 54-71, Cordenons è ormai nei quartieri alti della classifica. Anche i tornei di pallavolo hanno visto un avvio all'insegna dello Spezzettino. In Serie C femminile, dove si è giocato quasi regolarmente, per il San Stino subito un'importante affermazione con l'ex capolista Imma Rossano, adesso scavalcata da Legnaro e agganciata in seconda posizione da Meduna e Treviso. Le Liventine invece hanno ormai raggiunto il treno del centro classifica. Contro le Vicentine hanno ceduto il primo parziale a 15, salvo poi reagire alla grande imponendosi da autorità 25-21, 25-19, 25-20. 3 sole gare invece si sono disputate nel girone A della C maschile, tra queste quella del Bibione Mare, che a Loreggia si è inchinato piuttosto nettamente per 3-0, sbagliando completamente l'approccio e perdendo il primo set a 11. Più equilibrati i rimanenti, ma i sandonatesi sono sempre venuti meno nel finale, cedendo 25-22, 25-21. Nel girone B a riposo il Portogruaro, la sorpresa della giornata è stata la sconfitta della capolista Aduna con il Monte Volley, un risultato che lascia inalterate le distanze al vertice e soprattutto mette nel mirino dei portoguaresi il possibile aggancio in vetta.
Il prossimo turno li mette di fronte al Monte Volley, partita a questo punto dopo il colpo messo a segno dai trevigiani contro i primi della classe da non sottovalutare. E in Serie D femminile lo Jesolo ha esordito nel 2018 con una sconfitta casalinga al cospetto della Codigese. Sandonà e Concordia hanno invece posticipato il loro incontro per dare modo alle atlete sandonatesi chiamate in nazionale di rispondere alla convocazione. Una settimana di riposo in più, da capire se in casa concordiese si sarà rivelata salutare o meno, questo in considerazione del momento felice caratterizzato da 3 vittorie consecutive con le quali le biancorossi avevano chiuso l'anno. Sì, infatti proprio questo forse il problemino, che arrivavamo da 3 vittorie consecutive e quindi probabilmente questa sosta ci ha rotto un po' il ritmo. L'abbiamo sfruttata per prepararci fisicamente, quindi abbiamo fatto 2 settimane di lavoro fisico abbastanza importante in vista delle prossime 4 partite prima della sosta per la Coppa Italia di Serie A, e le ragazze hanno lavorato abbastanza bene, hanno risposto abbastanza bene alle indicazioni che gli ho dato. Adesso vediamo sabato, non è una partita difficile, è uno scontro diretto, quindi dovremo stare molto attenti soprattutto a come approcceremo l'inizio del primo set. Dobbiamo semplicemente partire da dove eravamo rimasti, dove avevamo concluso, sia come atteggiamento che come livello di gioco, perché come richiedo io, se il livello di gioco è buono non è sufficiente per vincere le partite, ma ci vuole anche il carattere.